I primi secoli dopo la nascita di Cristo videro crescere la potenza di Aquileia, divenuta ormai importante città dell'impero, e molti popoli la abitavano con diverse abitudini e seguendo numerose religioni. Così, mentre il cristianesimo conquistava cuori e coscienze, gli antichi culti comunque continuavano ad essere seguiti e mantenuti. Nella parte sud della città di Aquileia sorgevano vari templi e fra loro, all'alt della Beligna, spiccava il tempio del dio Beleno. Intorno ad esso sorgevano altri templi, fra cui probabilmente quello alla dea Belisama, sua consorte, custode dell'acqua e del fuoco. Le sacerdotesse della dea Belisama avevano molto a cuore tutti gli animali e fra di loro Melissa amava soprattutto le api. Melissa era rossa di capelli, di minuta presenza e di grande carisma. Nelle cerimonie era alla guida dei riti e quando aveva un momento di tranquillità lo trascorreva insieme alle sue api che vivevano in alcune arnie orizzontali posizionate nel bosco sacro di ontani e salici che sorgeva vicino al tempio. In quel luogo sacro sgorgava la fonte leggermente calda di acque sulfuree che molte persone utilizzavano per guarire loro stesse, i loro animali e che aspergevano su terreni e campi per ridonare loro la fertilità. Melissa cantava e danzava quando si avvicinava alle arnie e le api in grandi sciami uscivano e la circondavano, danzando insieme a lei in un ronzio che sembrava un canto. Le si posavano addosso in grande numero e nessuna mai le lasciò una sola puntura. Il miele donato dalle api veniva usato come medicamento per gli umani e come offerta per gli dei. Con la cera degli alveari si creavano candele e ceri per gli altari. Tutto questo non è strano perché, ad esempio, in Grecia le api volteggiavano attorno alle culle di bambini prodigio destinati a diventare sapienti e illustri e a volte deponevano miele sulle loro labbra, come nel caso di Platone addormentato in un boschetto di allori in fiore, o di Pindaro, fanciullo nutrito col sacro miele dell'imetto. L'imetto è un massiccio montuoso della Grecia in cui si produceva un miele di timo dalla bontà proverbiale. Il miele era simbolo di sapienza e veggenza profetica. La sibilla delfica, ispirata ad Apollo, era detta Melissa, cioè ape. Secondo un'antica tradizione, il primo tempio di Delfi consacrato ad Apollo venne costruito dalle api con cera e piume, forse di cigno, uccello sacro al dio. In tutta l'antichità le api erano considerate dotate di anima. In esse, diceva Virgilio riportando il pensiero degli antichi, è presente una scintilla dell'intelligenza divina. Su, nel nord dell'Europa, con il miele si faceva l'idromele germanico, bevuto dai sapienti e dai poeti. Esso donava capacità di conoscere il futuro e di interpretare i segni che la natura e gli dei offrivano agli uomini. L'ape è da sempre simbolo di purezza e sciami di api accompagnavano Artemide, dea della luna, della caccia e della foresta, sorella di Apollo, santa e pura, Agnè.
Torniamo ad Aquileia perché un giorno purtroppo Melissa si ammalò e a nulla valsero gli infusi e le cure delle sue sacerdotesse perché qualche settimana dopo ella morì. Alla mattina successiva una delle sacerdotesse in lacrime si recò nel bosco sacro e bussò dolcemente a tutte le arnie annunciando la morte della sacerdotessa Melissa, che il giorno dopo fu arsa sulla pira e cremata per essere poi sepolta nel piccolo terreno riservato alle sacerdotesse della dea, che sorgeva nelle vicinanze del tempio. Intorno alla fine del I secolo d.C., le ceneri della sacerdotessa Melissa furono sepolte all'Alt della Beligna ed insieme ad esse fu posata una veste su cui furono cucite un numero imprecisato di api forate in lamina d'oro sbalzata. Oggi 203 di queste api sono conservate ed esposte al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. La tomba comprendeva anche alcuni oggetti e fra queste 2 fermaglie a forma di foglie d'edera e uno specchio in argento. Il popolo celtico riteneva l'edera un simbolo di immortalità, perché era una pianta sempreverde, con una resistenza eccezionale, tanto da essere ritenuta impossibile da estirpare. In questo, il popolo celtico vedeva la forza possente della natura che non si arrende mai e dello spirito che sopravvive a tutto. Le api accompagnarono la chiusura della tomba volando tutte insieme ed alla fine si alzarono in grande cerchio sempre più in alto e il loro ronzio a tutti sembrò uno straziante pianto. Molti dei presenti asserirono di aver sentito improvvisamente un dolcissimo profumo di fiori espandersi tutto intorno a loro e di aver visto una stupenda ape, tutta color nero brillante, alzarsi ronzando in volo dalle ceneri della sacerdotessa e raggiungere il grande sciame di api che cominciò a danzare felice e si perse poi nell'azzurro del cielo verso le profondità della foresta lupanica. Da quel giorno le api non fecero più ritorno nelle arnie che per tanti anni le avevano ospitate, scomparvero nella foresta e di loro si perse ogni traccia.